TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Questa mattina i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelfranco Veneto hanno denunciato a piede libero per tentato furto aggravato e simulazione di reato un cittadino marocchino trentenne residente in provincia di Treviso, pregiudicato. L'uomo la scorsa notte si era presentato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto con profonde ferite agli arti. Escusso formalmente dai carabinieri, prontamente intervenuti presso la struttura sanitaria, aveva asserito di essere stato accoltellato da un ignoto individuo a seguito di un alterco avvenuto in quel centro cittadino, senza però specificarne i motivi. Successivi accertamenti svolti dai carabinieri di Castelfranco Veneto permettevano di accertare invece che l'uomo qualche ora prima si era procurato le citate lesioni sfondando una vetrata nel corso di un tentativo di furto ai danni del magazzino della ditta Corazza in via Sile a Castelfranco Veneto, magazzino in cui era riuscito ad accedere ma da cui si era allontanato senza nulla asportare, lasciando sul luogo copiose tracce ematiche nonché una calzatura. E ieri sera i carabinieri del comando stazione di Macerata sul Piave hanno denunciato a piede libero per minaccia aggravata e porto di armi ed oggetti atti ad offendere un italiano 55enne residente in provincia di Treviso con precedenti di polizia. L'uomo attorno alle ore 21:30 nella frazione di Pero di Breda di Piave, all'interno dell'area di svolgimento del locale Sagra, in evidente stato di alterazione verosimilmente dovuta all'assunzione di alcolici, per futili motivi minacciava con una roncola da fieno un 36enne del posto. I militari, una volta giunti sul posto e placati gli animi, denunciavano in stato di libertà il 55enne sequestrando l'arma bianca. E questa mattina i carabinieri del comando stazione di Valdobbiadene, a conclusione di un'attività di indagine, hanno denunciato a piede libero per furto aggravato in concorso quattro giovani, un 24enne italiano, un ventenne sempre italiano, una diciottenne di nazionalità marocchina e un altro italiano ventunenne, tutti residenti in provincia di Treviso e con precedenti di polizia. I quattro, lo scorso 15 luglio, danneggiavano due distributori automatici presso il locale Osteria Senza Oste, sito nella strada delle Treziesi di Valdobbiadene, asportando denaro ed alcolici per un danno quantificato in 500 euro circa. L'analisi dei sistemi di videosorveglianza della struttura ha permesso di arrivare all'identificazione degli autori del reato. E allora alle 9:30 di oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Gonelle, nel comune di Cessalto, presso la parrocchia di Santa Maria di Campagna, per la rimozione di una finestra pericolante e a rischio caduta. La squadra dei Vigili del Fuoco di Treviso, dotata di autoscala adatta per effettuare interventi in alta quota, ha provveduto a rimuovere il pericolo, ripristinando le condizioni di sicurezza dell'area. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.